in ricordo delle 116 brigate che hanno combattuto. Io ho voluto diciamo, dare materia a questo ricordo, e quindi il monumento diciamo, è stato pensato e fatto con 116 aste che rappresentano le 116 brigate che hanno combattuto, spezzate sulla cima appunto come ricordo, come monumento del sacrificio che è stato fatto da queste 116 brigate. E niente, il materiale è il corten, perché comunque è un materiale che richiama, con questa ruggine, richiama il sangue, è un materiale comunque che resta invariato nel tempo. E, insomma, spero che il significato, al di là dell'estetica, che il significato sia ben rappresentato e sia chiaro, insomma. L'emozione che c'era durante l'inaugurazione era palpabile, effettivamente tra la musica e i militari sull'attenti era davvero forte. L'ultimo atto è stato il posizionamento anche di una pergamena. Sì, nella pergamena sono stati inseriti tutti i nomi dei caduti, con tutte quante le medaglie al valore, e appunto abbiamo pensato di sistemarlo in questo bossolo così simbolico a fianco al monumento che rappresenta il loro sacrificio. Ricordiamo anche l'artigiano che l'ha fisicamente realizzato. L'artigiano è Fabio Ceolin, sempre di Mogliano Veneto. È Fabro che, mi piace ricordarlo, è stato allievo e collaboratore di Tony Benetton, che è stato uno dei più grandi scultori del ferro che ci sono stati in Italia e che aveva la sede proprio a Mogliano Veneto. E io ho avuto anche il piacere da piccolo di conoscerlo, e insomma è un ricordo che mi porto dietro e che sicuramente ha, diciamo, contribuito anche a creare questo monumento.